Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma prima i nostri titoli. Dal decreto speciale al blocco delle assunzioni che potrebbe essere deciso dal tavolo Adduci, negli ospedali calabresi si vivono ore di forte apprensione. 20 disoccupati su 100 in Calabria hanno fatto domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Al momento sono poco più di 48.000 i calabresi che aspettano. Il maggior numero dei comuni in dissesto è in Calabria, ben 41 nel 2018 e altri 54 hanno avviato la procedura di riequilibrio. In 2 distinte operazioni i carabinieri trovano armi e droga ai domiciliari un 39enne. Con una rete del capitano Dermaco il Cosenza batte lo Spezia e si assicura la permanenza nel campionato di Serie B. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la sanità in apertura di questa edizione del nostro giornale, dal decreto speciale al blocco delle assunzioni che potrebbe essere deciso dal tavolo Adduci negli ospedali calabresi, si vivono ore di forte apprensione. Il decreto speciale è stato magnificato dal governo con la riunione del Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria. Va bene, prendiamo per buona l'idea di rivoluzionare la sanità calabrese del ministro Grillo, ma adesso cosa succede? Al momento niente, nel senso che non ci sarà alcun impatto immediato. Per capirci, non migliorerà l'offerta, specie se dovesse passare il blocco delle assunzioni. Altro che nuova sanità, ci sarà il deserto. Prendiamo il caso per esempio dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, che lamenta una pesante carenza di personale, in parte dovuta anche a quota 100. Nel nosocomio cosentino, infatti, oltre ai concorsi in via di espletamento, occorrerebbe sin da subito indirne altri per garantire il normale funzionamento della struttura sanitaria, altrimenti destinata alla perenne emergenza. Lo ripetiamo, se dovesse passare il blocco, addio all'immissione in organico di 120 figure professionali che servono come il pane. Il management del plesso cosentino non saprebbe come reperire 20 medici, 40 infermieri e 60 OS. La condizione in cui si trova l'ospedale di Cosenza è comune alla stragrande maggioranza dei nosocomi calabresi, alle prese con una paurosa carenza di organico. Ora, ben vengano i decreti speciali, ma a patto che risolvano il problema, non quelli di natura politica e di bandiera, ma quelli, che sono tanti e urgenti, della gente. Intanto ci sono le dichiarazioni dell'ex commissario alla sanità Massimo Scura, che dice il decreto del governo sulla sanità calabrese poggia su dati non veritieri e sa di pura campagna elettorale. Lo scrive appunto Massimo Scura in una lettera aperta al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Leggo interdetto, dice Scura, la bozza del decreto Calabria e le sue dichiarazioni. Con questo provvedimento restituiamo ai cittadini calabresi il diritto alla salute. Leggo anche le dichiarazioni della ministra Grillo: il disavanzo di gestione ammonta a 168 milioni e i LEA sono fermi a 136 contro una sufficienza di 160 punti. Le stesse motivazioni sono nelle premesse del decreto. Sono 2 affermazioni diverse dalla realtà, sottolinea Scura. I livelli essenziali di assistenza della Calabria sono arrivati a 153,45 punti nel 2016, hanno raggiunto la sufficienza 160 nel 2017, non 136, e continua Scura, come avete scritto, e circa 170 punti nel 2018. Semplicemente i dati 2016 e 2017 non sono stati inviati in modo esaustivo dalla Regione sui corretti canali. Un discorso analogo ma molto più articolato, prosegue l'ex commissario, vale per il disavanzo. È stato verificato solo ora, per la verità, dalla Regione che nel 2016 e nel 2017 le altre regioni hanno addebitato alla Calabria decine di milioni per prestazioni non offerte ai calabresi. Secondo Scura, se il governo avesse voluto aiutare la Calabria sarebbe stato sufficiente avere un atteggiamento comprensivo e non distruttivo. Se i flussi LEA non sono stati inviati correttamente, dice ancora Scura, la responsabilità è del presidente Oliverio, che pensava solo a farsi nominare commissario. È sempre responsabilità del governatore se i tavoli del contenzioso con le altre regioni o non hanno inviato nessuno oppure hanno inviato persone incompetenti. Però, sostiene ancora l'ex commissario, da qui a far pagare una sorta di militarizzazione alla Calabria e ai calabresi ce ne vuole. La proposta di decreto legge, dice ancora, si basa su dati non veritieri, quindi andrebbe ritirata. Intanto ci sono buone notizie per il reparto di pediatria dell'ospedale di Castrovillari, che non chiuderà. È stata infatti firmata
la convenzione con l'azienda ospedaliera di Cosenza per l'utilizzo di personale medico di neonatologia nella pediatria dell'ospedale della città del Pollino. Sabato scorso il sit-in per salvare il reparto di pediatria dell'ospedale di Castrovillari che rischiava la chiusura per mancanza di personale medico e infermeristico. Ebbene, il sindaco Domenico Lopolito ha reso noto che è stata firmata la convenzione con l'azienda ospedaliera di Cosenza per l'utilizzo di personale medico di neonatologia nella pediatria dell'ospedale della città del Pollino. L'atto bilaterale tra l'ASP e l'ospedale di Cosenza è stato siglato in attesa del completamento della procedura concorsuale di nuovi pediatri. Il sindaco di Castrovillari Lopolito, per accelerare l'iter, ha sollecitato l'ASP di Cosenza. L'autorizzazione alla spesa è stata firmata dal direttore generale del Dipartimento Belcastro, così si è sbloccata la delicata situazione. Adesso dunque sarà possibile ripristinare i ricoveri nel reparto di pediatria del nosocomio castrovillarese. Lasciamo la pagina dedicata alla sanità, torniamo ad occuparci del reddito di cittadinanza. Ebbene, 23 disoccupati su 100 in Calabria hanno fatto domanda per ottenere la misura varata dal governo. In Calabria ad oggi sono state accolte 35.997 domande per il reddito di cittadinanza, quelle respinte invece sono 12.314. In testa la provincia di Cosenza con 12.923 istanze accolte, seguita da Reggio con 9.354 domande e poi Catanzaro 6.540, Crotone 4.705 e infine Vibo con 2.475 domande accolte. In totale dunque sono 48.625 le domande presentate. Questi sono dei dati che stiamo elaborando forniti dall'INPS, sono aggiornati al 19 di aprile 2019, quindi di qualche giorno fa, prima della pausa pasquale. In Calabria sono state fatte 48.000 domande, circa il 7% del totale nazionale. L'Italia si sta mobilitando per questa misura, ci sono circa 700.000 domande finora pervenute all'INPS e di queste in Calabria, come possiamo vedere dalla grafica, ne sono state accolte circa 36, poco meno di 36.000. La quota non accolta, quindi le respinte, per lo più è perché non sono stati soddisfatti alcuni criteri di ammissibilità che ovviamente in sede di erogazione del beneficio sono state ovviamente controllati incrociando le banche dati. Fino ad oggi dunque in Calabria 23 disoccupati su 100 hanno fatto domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Un valore sufficientemente alto che dovrebbe aumentare nel corso del tempo, perché il sud, in particolare anche la Calabria, è partita in ritardo rispetto a questa misura, ma sta accelerando, perché noi possiamo vedere da alcune grafiche che stiamo elaborando come rispetto al dato nazionale il reddito di cittadinanza sta prendendo piede in misura maggiore in termini relativi, soprattutto nell'area povera del paese. Ci sono poi gli aspiranti navigator, oltre 16.000 domande complessive per 3.000 posti. In Calabria ad oggi i candidati sono 1.497. Il maggior numero dei comuni in dissesto è in Calabria, ben 41 nel 2018 e altri 54 hanno avviato la procedura di riequilibrio. Comuni in dissesto, che vuol dire con i conti in disordine e dunque in crisi. La maglia nera aspetta la Calabria, che registra il più alto numero di municipi con i conti disastrati, le cui casse sono praticamente vuote. Comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo i dati vidimati nell'ottobre scorso dalla Corte dei Conti. Nella nostra regione i dati relativi al 2018, quindi un anno fa, si registravano 41 dissesti e 54 riequilibri per un totale di 95 casse comunali in difficoltà. Tra i comuni a rischio fallimento Vibo Valentia ci sono poi comuni che sono entrati nel capitolo allarmante del dissesto, che prevede una via d'uscita in 5 anni. Tra questi, a fine settembre del 2018 figuravano Gioia Tauro, Reggio Calabria e Cosenza. Sono invece tra i poco meno di 200 i comuni che hanno avviato
le procedure per il predissesto secondo le norme introdotte nel 2012 dal governo Monti per fermare un'emorragia di risorse soprattutto nel Mezzogiorno, che prevede un piano di risanamento di 10 anni prolungati a 20 con la manovra del 2018. Comuni dunque in affanno, tra le cui cause ci sono soprattutto le mancate riscossioni, situazioni queste sconosciute al nord. La cronaca adesso nel Vibonese. In 2 distinte operazioni i carabinieri hanno trovato armi e droga. Questo lungo fine settimana di Pasqua è stato di lavoro particolarmente intenso per i carabinieri di Vibo Valentia, che hanno passato al setaccio le aree rurali della cintura urbana confinante con il capoluogo, e così tra i ruderi nel comune di San Gregorio di Ippona hanno rinvenuto oltre 4 kg di hashish tra le pietre del Calvario di Zammaro. Giunti i rinforzi dalle stazioni vicine dalla città, proprio nel giorno di Pasqua è stato effettuato un vasto rastrellamento, attività rafforzata dall'intervento anche del nucleo cinofili dello squadrone eliportato cacciatori, nel corso del quale sono stati trovati e posti sotto sequestro 13 grammi di cocaina, oltre 1 chilo di eroina pura, 2 pistole non censite in banca dati, una 44 Magnum ed una calibro 9, munizionamento, diversi passamontagne, oltre 1 chilo di marijuana. Il valore complessivo del materiale sequestrato si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. Come se non bastasse, alle prime ore di questa mattina i carabinieri delle sezioni dipendenti dalla compagnia di Vibo Valentia hanno eseguito una serie di perquisizioni anche su Mileto e le sue frazioni, tra queste una in particolare dove, con l'ausilio del nucleo cinofili e successivamente dello squadrone eliportato cacciatori Calabria, sono state squarciate alcune pareti al cui interno è stata ritrovata, suddivisa in dosi, cocaina, marijuana e la somma di 1.740 euro in contanti. Il destinatario della perquisizione, Michele Calati, di 39 anni, è stato immediatamente posto ai domiciliari, quindi giudicato per direttissima, e in questo caso il Tribunale di Vibo Valentia ne ha disposto la scarcerazione senza alcun'altra misura, ammettendolo al giudizio abbreviato e disponendo la prossima udienza per il 23 settembre prossimo. Vado avanti, queste le parole del sindaco di Roccabernarda dopo l'ennesima intimidazione subita nel giorno di Pasqua. Ignoti hanno lasciato sul parabrezza della sua auto una busta contenente 2 proiettili. C'è rabbia e sconcerto a Roccabernarda, centro del Crotonese, dopo l'ennesima intimidazione ai danni del sindaco Nicola Bilotta. Ignoti hanno lasciato una busta con dentro 2 cartucce di fucile sul parabrezza della sua auto. Un'intimidazione avvenuta in pieno centro e in un giorno di festa. Il sindaco ha infatti scoperto l'inquietante messaggio dopo la messa di Pasqua. Già lo scorso 2 marzo Nicola Bilotta aveva subito un'altra intimidazione. In quell'occasione, a Steccato di Cutro, aveva trovato una bottiglia con benzina e un accendino al cancello d'ingresso della sua casa estiva. Cerchiamo di andare avanti, però le cose si fanno di giorno più difficili. Il clima è pesante, ma i cittadini di Roccabernarda hanno voluto testimoniare la loro vicinanza al sindaco con una fiaccolata silenziosa. I cittadini hanno risposto benissimo al nostro invito a partecipare e a darci l'incoraggiamento che ci serve per andare avanti, non altro, perché senza il loro appoggio non andiamo da nessuna parte. Quindi una manifestazione organizzata in meno di 2 ore con quella partecipazione ci solleva e ci dà l'input per andare avanti. Ma cosa c'è dietro quei messaggi? Ecco la lettura data dal sindaco. Il nostro lavoro che stiamo facendo qua al Comune, non sicuramente atti personali. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Hanno sparato in aria per intimidire le guardie giurate, una delle quali è stata immobilizzata, poi hanno sottratto il denaro. La rapina questa mattina alla filiale della Banca Popolare a Villa San Giovanni. 4 rapinatori armati e incappucciati sono fuggiti a bordo di un'auto risultata rubata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Padre e figlio, rispettivamente 58 e 25 anni, sono scomparsi da Petilia Policastro nel giorno di Pasqua. I 2 erano a bordo di una Ford. A lanciare l'allarme sono stati i familiari. Indagano i carabinieri, le ricerche vanno avanti anche con l'ausilio degli elicotteri. I 2 sono incensurati.
Arrestati dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria 2 tifosi di 27 e 23 anni già sottoposti a Daspo. I due stavano tentando di accedere alla curva sud dello stadio Granillo in occasione della partita Reggina Casertana valevole per il campionato di Lega Pro. Un terzo tifoso è stato riconosciuto e denunciato in stato di libertà. Benedetta, questa mattina una lapide sulla statale 106, il ricordo di Giovanni Nicolosi. Il giovane ha perso la vita in un incidente stradale nel 2010 nei pressi di Isola Caporizzuto. La cerimonia alla presenza dei genitori che non erano riusciti a tornare nel luogo in cui il figlio era morto. L'appello del presidente dell'associazione Basta Vittime sulla 106, Fabio Pugliese: rispettate le regole della strada. Tropea, capitale del food e del turismo, con la 3 giorni dedicata alla cipolla rossa, protagonista del party che richiamerà in Calabria chef appassionati provenienti da tutto il mondo. È considerato l'oro rosso di Calabria. Conosciuta in tutto il mondo, la cipolla di Tropea sarà celebrata ufficialmente con un vero e proprio party dedicato al bulbo più conosciuto al mondo, insostituibile in cucina e delizioso al palato. Uno showcase delle eccellenze calabresi. Tropea Cipolla Party si svolgerà in 3 giorni, 26, 27 e 28 aprile prossimi, e decreterà, tempo permettendo, anche l'apertura della prossima stagione estiva con visitatori e amanti del cibo in arrivo da ogni parte del mondo. Tropea è famosa sia per le sue bellezze naturali che per il food, e la cipolla la rappresenta. Abbiamo avuto questa fortuna di avere questo prodotto conosciuto in tutte le diete più importanti, utilizzata dagli chef stellati di tutto il mondo, e quindi abbiamo ritenuto doveroso celebrare il prodotto e aprire la stagione con questo evento. Quindi una novità assolutamente per la nostra città, in assoluto per la nostra città. Siamo orgogliosi e pensiamo di aver centrato un importante obiettivo. Ecco, un'apertura della stagione all'insegna quindi sole, cibo e bellezze ovviamente della nostra terra. Tropea dunque sarà per 3 giorni capitale culinaria, con diverse pietanze cucinate dai migliori chef che quotidianamente propongono la cipolla rossa nei loro piatti, masterclass interattive, ma non solo. Durante il Tropea Cipolla Party i ristoranti apriranno le porte per servire assaggi di piatti d'autore. Ci saranno una serie di eventi, spettacoli, manifestazioni, chef stellati con talk show, masterclass, tutto imperniato sulla cipolla rossa di Tropea. Le giornate sono il 26, 27 e 28 di aprile. Partiremo con l'inaugurazione, quindi con l'inaugurazione della statua alla cipolla, una scultura che ha preparato per noi il famosissimo scultore Giuseppe Carta. La Pasqua speciale di 5 donne a favore della prevenzione oncologica. Per il 2° anno consecutivo l'iniziativa Calabria Lilt a piedi da Cosenza a Crotone per portare il messaggio della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Le nuvole hanno accompagnato la prima tappa dell'impresa delle donne, trasporto e salute, l'iniziativa presentata nel corso di una conferenza stampa alla vigilia di Pasqua nella sede provinciale della Lega Tumori a Cosenza. Il progetto si chiama Calabria Lilt Road, giunto alla 2ª edizione sulla rotta della prevenzione oncologica, un manipolo di istruttrici di fit walking impegnate in un'impresa che coniuga sport, salute e sensibilizzazione. La maratona, partita dalla città dei Bruzzi nel giorno di Pasqua, prevede un percorso lungo 150 chilometri. Il percorso prevede delle tappe che sono appunto Cosenza, Camigliatello Silano, poi da Camigliatello Silano a San Giovanni in Fiore, poi da San Giovanni in Fiore a Caccuri, Santa Severina, con arrivo a Crotone il 25 aprile. L'idea, nata nella città di Pitagora sotto l'egida della Lilt nazionale, è stata patrocinata dal comune di Cosenza e ha visto il sostegno di partners regionali e nazionali quali il progetto Avvenire e la rivista Camminare, una iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere la prevenzione soprattutto nelle donne, soprattutto in Calabria, in cui ancora c'è resistenza nel rispondere agli screening, controlli che potrebbero salvare tante vite. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori è da sempre
sempre in prima fila contro questa terribile malattia che, voglio ricordare, è la prima causa di morte nelle donne giovani, ha un'incidenza fra le più alte nel mondo, e quindi ovviamente tutti noi oncologi e presidenti di tutte le sezioni della Lega Italiana per la lotta contro i tumori d'Italia siamo schierati contro questa terribile malattia. Ovviamente sono tanti i progressi che si stanno facendo dal punto di vista terapeutico, sia per quanto riguarda i nuovi farmaci contro questa malattia, le nuove tecniche operatorie, le nuove applicazioni della radioterapia, però la prevenzione e la diagnosi precoce, quindi rivolgersi ai centri di prevenzione oncologica, rimane ancora l'arma più efficace. Adesso lo sport con una rete del capitano Dermacu. Il Cosenza batte lo Spezia e si assicura la permanenza nel campionato di Serie B. 3 punti salvezza, una classifica più che positiva, con vista sulla zona playoff. Il Cosenza vince una gara complicata contro una squadra unica nel suo genere, giovane, spigliata e mai arrendevole, anche in inferiorità numerica. Lo Spezia non subisce neanche il fascino e il calore del Marulla e approccia benissimo alla gara. Il primo pericolo, manco a dirlo, lo crea il calciatore che conosce meglio l'ambiente, Davido Chereche. Stavolta però non trova lo specchio. Poco dopo è un altro gioiello ligure a sfiorare il colpaccio, il diagonale di La Cruz, sfiora il palo mettendo i brividi ai lupi. Il piano di Braglia impone di tenere gli ospiti lontani da Perina, ma non sempre la pressione alta va a buon fine. Poi arriva la svolta della gara, il corner di Embalo manda in tilt la difesa di Marino, Dermacu in prima linea, Mora smanaccia al posto di Lamanna, calcio di rigore e rosso per il centrocampista. Resterà l'unico vantaggio per i rossoblù per il momento, perché dal dischetto Tutino non è irresistibile e Lamanna salva lo Spezia. La gara però cambia, il Cosenza ci crede, Palmiero prima e Dermacu poi, provano a fare centro dalla distanza, ma senza esito. Poi tocca a Pietro Perina entrare in scena, togliendo dallo specchio il pallone calciato da Bartolomei. Applausi per il portiere silano, acclamato dai 7.400 spettatori. Il Cosenza non molla e tira altre 2 volte verso la porta spezzina con Dorazio che sfiora il palo e poi conclude al volo al termine di un'azione innescata da Palmiero. È l'ultimo atto del primo tempo. La ripresa inizia bene per i padroni di casa che insidiano la porta di Lamanna con Bittante. Poi il corner di Baez offre ad Embalo l'occasione per colpire di testa. Stavolta è soltanto palo, ma c'è Dermacu pronto a mettere in rete il suo primo gol in Serie B. Vantaggio meritato e prezioso per i rossoblù, la salvezza è molto più che virtuale. Il Marulla spinge verso il raddoppio e la manovra si fa arrembante. Palmiero impegna ancora Lamanna che si salva in corner. Perina non è da meno e risponde così ad un'altra parabola insidiosa di Galabinov. È l'ultima chance netta per gli ospiti che premono ma rischiano sulle ripartenze dei silani che sfiorano il doppio vantaggio a ripetizione. Gennaro Tutino sbatte ancora sulla Manna che alza sulla traversa anche il boide di Bittante. Poi è Luca Garritano ad avere 2 occasioni nitide, ma si resta sull'1-0 e il Marulla può iniziare a far festa. E adesso a Catanzaro, dove si è parlato di 25 aprile delle celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione. Un incontro con la Consulta Provinciale Studentesca di Catanzaro, mettendo al centro la cultura come strumento per difendere e rafforzare la libertà e la democrazia. Il prefetto Francesca Ferrandino e l'ANPI, in vista delle celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione, hanno promosso un incontro al quale hanno partecipato alcuni istituti di Catanzaro nella sala tricolore della prefettura, per ricordare perché la memoria è una parte della nostra cultura. È una data importante, una data di appannaggio di tutto il popolo italiano perché racconta un fatto storico importante. Finalmente la liberazione dalla Germania dei nazisti di Hitler e dalla dittatura che ha massacrato il nostro paese. Una giornata che non va vista sotto il profilo storico ma che va analizzata attraverso la cultura che ci aiuta a essere migliori e ad individuare i possibili antidoti che dobbiamo assolutamente porre in atto per evitare analoghe situazioni per il futuro. Quindi è un confronto importante che è stato voluto d'intesa con la consulta degli studenti che normalmente si riunisce anche qui in prefettura, è la sede dove loro sviluppano le proprie discussioni, non solo quella sul 25 aprile. Un percorso di protagonismo degli studenti che hanno anche visitato i luoghi della Prima Guerra Mondiale, i luoghi delle stragi nazifasciste e delle foibe. L'obiettivo è far capire ai ragazzi il significato del sacrificio di tanti loro coetanei per la libertà. L'attività dell'ANPI nelle scuole serve proprio a questo, a sollecitare un risveglio delle coscienze da parte di questi ragazzi e anche dei docenti sull'importanza
di fare memoria ma di fare anche storia, perché solo la memoria, che si riduce a semplice ricordo dei fatti senza approfondimento, non crea grande consapevolezza, e allora occasioni anche come quella di oggi serviranno per sentire il lavoro che hanno fatto in occasione di queste giornate e rendersi conto su che cosa dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo modificare, ma in ogni caso c'è grande attenzione verso il lavoro che stanno facendo. Noi adulti, che siamo i loro punti di riferimento, ognuno con il proprio ruolo, specialmente nell'ambito della scuola, senza trascurare quello della famiglia, li guidiamo in questa direzione, che è quella che noi ci aspettiamo loro seguano. Il meteo in chiusura. Persistono correnti di scirocco collegate ad una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che portano nuvolosità alta e sterile, oltre ad un aumento delle temperature, specie sul versante tirrenico. Domani momenti soleggiati alternati a velature sparse, temperature in aumento con valori anche fino a 25 gradi sulla fascia tirrenica. Analizziamo ora lo stato dei mari e venti. Domani mosso il Tirreno, molto mosso lo Ionio, venti deboli da quadranti orientali. Per ulteriori informazioni consultate il sito meteoincalabria.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.